Ragazzo, sono al bar, un bar normale, ma c'è il perché. Sì, qua. Ma più che altro perché gli abbiamo ciullato il wifi. Sì, ho lasciato anche la mancetta di 50 centesimi. Perché tieni conto, il cappuccino del frocio qua, l'acqua e il caffè 2,50 euro. Il bello è che Giovanni gli ha chiesto al tipo qua, no? Per andare a Valona, no? La strada sostanzialmente è un problema come ripidità per i vecchi camper. E lui, oh no, no problema, no problema, ma è lo stesso identico tono, è la stessa identica parola che hanno usato i poliziotti ieri, quindi... vabbè dai, cioè, ovviamente questa era una stradina... dove cazzo era? Adesso non si vede neanche, non si capisce neanche la ripidità. Era una stradina, diciamo, ovviamente molto molto secondaria, era anche dodiciaria più che secondaria. Sì, insomma, si spera che la principale, per quanto costa, non sia così, insomma. Cioè, secondo me no, non può essere. Però vedi, eccoli là, vedi quei montagnoni là, e vedo la strada che va su, sono quelli anche da scalare. Guarda un CP qua! Ciao bello! Is possible? Is possible? Ciao! Oh no? Sagapai. I have the same in Italy. Ciao CP! È curioso sto fatto di non avere più ansia adesso, no? Perché praticamente come funziona? Dopo che tu fai una cosa che va ben oltre le tue paure, dopo tutto si ridimensiona, no? Diventa tutto altre cose che avrebbero potuto metterti, diciamo, ansia, paura, timore, diventano cazzate, sciocchezze. Quindi effettivamente sì, è stato un ottimo vaccino quella strada lì per fare qualsiasi cosa adesso andremo a fare più avanti, ovviamente stando sulla principale. Giovanni è andato a fare la spesa, eccolo qua che è tornato, guardalo, non so quanto cazzo mangia sto qua, sempre che fa la spesa di continuo. C'ho la carta di credito ricaricabile della PayPal, che è una Mastercard, no? Che se la usi col chip, ossia senza il contactless, senza passargliela sopra e basta, ti chiede un PIN. Ma io non ho mai avuto il PIN, vaglielo a spiegare quelli di distributore. Tazzi, vabbè, avevo il bancomat anche, quindi vabbè, ho pagato con quello, problemi zero. Però, cioè, praticamente per andare in spiaggia si è andati nel punto più alto e si è scesi, cazzo, potevamo stare nella principale qua e dopo andavamo in una spiaggia che tra virgolette costeggiava la pianura, no? E vabbè, dai, che te devo dire? Cavolo, non avevo la fotocamera accesa, pronta, però sì, qua ti sorpassano in curva, ti sorpassano dappertutto. Tieni conto che subito dopo le curve non è difficile trovare tipo asinelli in mezzo alla strada, mucche, cioè è una cosa proprio tipica, quindi attento a non pinzarti, porreti gli asinelli e le mucche. Questa deve essere la famosa costiera panoramica, effettivamente giù a sinistra c'è uno spettacolo perché vedi il mare trasparente e azzurro, no? Certo non riesco mentre guido, insomma, a prendere la fotocamera e a girartela, anche perché insomma ci sono a volte certe curve che necessitano di due braccia. Se vuoi farti un viaggio in moto qua, ragazzo, merita, sì, veramente, tra montagne, panorami, vallate, è stupenda, e poi è tutta curve, è veramente una figata in moto qua. Adesso siamo in direzione Valona dalla costa, che è dove ci hanno detto che c'è il passo impegnativo, solo che noi abbiamo detto vabbè, dopo quello che abbiamo fatto, cioè cazzo ce ne frega, ormai possiamo fare qualsiasi cosa, e quindi stiamo facendo appunto la costa fino a Valona. È tutto un sali e scendi, sì. Adesso risiamo di nuovo su, aspetta, questa maniera seconda, più che altro perché è stretta, infatti. Sì, non mi ricordo cosa stavo dicendo, sono troppo concentrato sulla guida. Forse stavo dicendo che appunto siamo ritornati sui montagnoni, perché qua è tutto un sali e scendi, no? Tutto un arrampicarsi, ma va bene, cioè finché è così, guarda che io sto andando su in terza, quindi tranquillo, cioè se è tutta così mi va di lusso, cazzo, ma tanto di lusso. Poi c'ho l'asinello, lo vedi qua a destra, si mimetizza, no? Con le rocce, un asinello mimetico. Giustamente dossi e macchine, fortuna che qua non eravamo in salita, e parcheggiano così in Albania, per quello anche la polizia ci ha detto oh no problem, cioè eravamo in piena curva, ha detto oh parcheggiate qua, dormite qua, dopo ha detto no anzi aspetta, vi porto a vedere una spiaggia con la strada della morte. Ma sì dai, cazzo, così avete un ricordo dell'Albania, bello non lo so, ma di sicuro sarà indimenticabile, effettivamente.
Allora qua ancora mucche, vedi? È una roba proprio tipica, guarda che robe libere così, che vanno a pascolare, a fare le cose. Terza, seconda, disceso autovolante, panorama, bello, il panorama, bello, molto bello, molto tipico, dai, con sti colori un po' albanici, no? Che poi è bello perché col discorso del vaccino posso anche permettermi di guardare giù. È vero che adesso siamo già molto più bassi, però hai capito? Cioè mi godo anch'io il panorama, sto guardando i Guronauz giù, il mare, le isole, cosa che prima magari dicevo Yuri non guardare, e invece adesso Yuri guarda, bello, guarda che spiaggette. E qui in Albania, che è il paese delle Mercedes, guarda a destra, vedi i famosi furgoni e la Mercedes che tanti sognano come camper, come furgone da camperizzare, no? Qua è strapieno in tutti i tipi, in tutte le salse, pulmini, di tutto con quello. Pecorelle, porca puttana che figata sta roba, voi là, o che ogni tanto i saltini. E un'altra cosa alla quale devi prestare attenzione è che oltre agli animali puoi trovarti anche gli animali bipedi che parcheggiano la macchina così fuori dalle curve, fuori dai tornati, quindi molta attenzione sempre. Adesso abbiamo il Giovanni che ha gli svarioni e io sono a posto, ho fatto il vaccino, cazzo, adesso il vaccino è quella strada che abbiamo fatto, cioè fatta quella, porca troia, adesso tranquillo, bellato proprio. Guarda qua che ti dicevo il furgoncino, no? Ce ne sono ovunque, di qualsiasi dimensione, no? Vedi? Strapieno. Più un'altra cosa tipica è quel Mercedes tipo il 190D per capirci, no? Nera, di solito nera. Quella nera è proprio la cosa tipica. Dai che forse ci siamo. È là che si sta ripigliando. Buono, cazzo. Molto buono. Mentre non buono, il mio tablet non tiene più la carica, quindi come navigatore è un casino. Io lì avevo il maps.me con tutte le mappe, però quando eravamo al bar su Google Maps in wifi ho scaricato le mappe offline su Google Maps, quindi a un certo punto utilizzerò quello. Giustamente hai svarioni e si accende la sigaretta. Va bene, dai, via, vamos! Wow, sopra le nuvole della tua felicità. No, com'è che faceva? Era una canzone di Albano, ma non me la ricordo. Amanda è libera come una rondine sopra le nuvole di quella cosa là che finiva con A. Wow, siamo a strapiombo sul mare. Non è una rotonda sul mare, però è una salita che un po' addosso ti fa cagare. No, ho fatto il vaccino, sono qua tranquillo, Una stradina sul mare, un po' panoramica se vuoi guardare, ma se a quella curva non ti ricordi di frenare, forse è il caso che impari a nuotare. Q e paro, vedi qua tipo c'era la spiaggia completamente in pianura, porca di quella troia, cazzo, culo, figa, tette, lo so che è un canale scurile, non dovrebbe esserlo, però porca miseria, cazzo, figa, culo, tette, dai. Arara i nonni tipici che attraversa la strada e il bar, guarda qua, è il bar con i nonni tipici, i nonni, ciao nonno, salute, il nonno qua che controlla le macchine che passa, intanto il senetta dice, sia. Guarda che bella spiaggetta anche qua, ragazzo, che bella spiaggetta, è bella, c'è tutta in contromano perché loro parcheggiano qua, va bene, è andata di lusso. Allora, i teenager tipici, vedi, aggrappati alla vita, ciao bello, non saluta, muso duro, baretta fraccata, si dice da noi, altri camperisti, ciao bello, albanesi. Una stradella sul mare, una sostina sul mare. Niente, lì era bellissimo, c'era l'acqua azzurra cristallina, c'erano le sdraio addirittura libere perché il ristorante era chiuso, ma lui deve andare lì dai ruderi
che non sappiamo neanche se c'è parcheggio, cioè hai capito il punto? Là c'è il parcheggio e tutto. Saluta i colleghi, ciao collega tedesco, al musetto, no, la mucca, occhio alla mucca, va, ci buttiamo in parte, occhio a non pinzare la mucca a capo, va, pianti col tuo SUV, bravo Renta, giù che quale il ding dong, eccola. No dai, che forse Giovanni ha avuto una buona idea, dai, perché quello è un fortino, vedi a sinistra, quindi molto, c'è tanta gente che ci sta andando su, quindi tanta gente, 5 persone e beh, per la mia saltuaria misantropia sono troppe, ma può essere che c'è parcheggio, dai. Ma sì, le macchine li vedo là, come entrare, quello non lo so, sinceramente non lo so, però anche qui c'era il parcheggio. E niente, noi dobbiamo complicarci la vita, andare avanti e basta, e adesso non ci arriviamo più. Cioè dovremmo fare sta roba qua di sassi. Aspetta, are you... No, ma tu sei tutto scemo, guarda che sassi che ci sono. No, lui è fuori. Io mi parcheggio qua e Giovanni va là, hai capito? Ecco qua. Singano parcheggia qua e va a Pinini. Andiamo a vedere, ma curati intanto ste piante tipiche, sembra tipo un ibiscus dal fiore, invece no. Ma che Giovanni voleva, vedi, lui ha fatto la strada del sgomattamento qua, però non è neanche tanto ripida, secondo me si può fare, ma sì dai, vado a prendere il camper, aspetta che la guardiamo tutta a sto punto, no? Facciamo le cose intelligenti, no ma qua è già pianura, dai, sì, vado a prenderla, si fa pianino e si arriva lì alla Fortesa, oh yeah, sì dai, bon, vado a prendere il camper, dai. Vediamo l'ultimo punto proprio così, ma no, pianura, dai, vado a prendere il camper, sì, non è ripida, perché ho visto sassi, conoscendo poi le ripidità qua, ho detto che quello è scemo, invece sì, dai, è fattibile, e la parte più ripida da sgomattamento c'ha un pezzo di, come si dice, di cemento.